Finché la violenza non ci separi è lo slogan delle iniziative culturali promosse in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, prevista per il 25 novembre prossimo. Un cartellone di iniziative presentate stamane, promosse dal Comune di Agrigento ed illustrate dall'assessore alle pari opportunità Angela Galvano. Sono numerosissime quelle che sono le iniziative organizzate nella nostra città di Agrigento in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Proprio questa conferenza stampa è stata indetta per informare la cittadinanza in merito a questi vari eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni, e nella qualità di assessore alle politiche sociali e le pari opportunità, nonché come donna impegnata oltre che in politica anche nell'ambito lavorativo e sociale, ho molto apprezzato ed apprezzo il fatto che nella nostra città vi sia questa grande attenzione, questo grande interesse e sensibilità nei confronti di una tematica così delicata, in merito appunto a un fenomeno che oggi ha raggiunto delle dimensioni non più tollerabili, auspicando che nei prossimi anni siano sempre più numerose le associazioni che daranno il loro contributo con organizzazioni di iniziative di questo genere, creando una rete, una sinergia che tra l'altro già quest'anno si è concretizzata diciamo con le istituzioni, quindi con il Comune di Agrigento, al fine di dimostrare una presenza sul territorio e pertanto vogliamo proprio invitare la cittadinanza a partecipare a questi eventi per mostrare sensibilità e solidarietà in merito a questa tematica. E noi vogliamo dedicare tutte queste iniziative a tutte quelle donne che purtroppo anche quest'anno sono state vittime di violenza, dal donicidio alla violenza familiare, ai maltrattamenti, agli abusi, a tutte quelle forme di aggressione che vanno a violare i diritti umani basilari, i diritti sessuali, i diritti riproduttivi. È stata presentata una mozione al Consiglio Comunale a firma del consigliere Galvano, Puleri e il sua in merito al femminicidio. A luglio di quest'anno il sottoscritto, primo firmatario, ha presentato una mozione contro il femminicidio. Io lo chiamo la strage silenziosa delle donne, affinché le istituzioni, quindi il Comune di Agrigento, provveda attraverso il centro antiviolenza, reti che possono contribuire alla protezione delle donne. Numerose le iniziative promosse dalle associazioni presenti nel nostro territorio, tra cui incontri, convegni, dibattiti ed in particolare l'avvio dell'Osservatorio Provinciale sulla Violenza, appuntamento fissato venerdì prossimo presso il Tribunale di Agrigento.